Buonasera a tutti e benvenuti a questo ennesimo incontro del campionato di allievi regionali Under 17. Quest'oggi Fincantieri contro Atletico Stella d'Oriente. L'Atletico Stella d'Oriente allora ricomincia con un palleggio basso, molto rischioso perché attenzione, c'è Catanzaro che arriva davanti la porta. Era più facile farlo che mangiarlo, lui è riuscito a dire, ma Catanzaro riesce e poi serve ottimamente Cilio davanti la porta. Cilio lo fa! Cristian Cilio 1-0 sull'asse Catanzaro-Cilio. Sono stati proprio loro a creare il tutto. 1-0 Fincantieri. Allora Stella d'Oriente ancora prova. Non è giocato al centro, il taglio, c'è la chiamata del portiere, ma attenzione perché poi ci arriva il gol della Stella d'Oriente, subito la reazione qui, incomprensione tra difesa e portiere, c'è subito il gol. Tantillo della battuta, il pallone a cercare Catanzaro che qui adesso la mette giù e con lo scavetto trova un'ottima palla per Scurato in aria, il pallone dentro ancora per Catanzaro che di nuovo davanti la porta si divora un gol. Ovviamente poi ogni partita fa storia a sé, siamo su un risultato di 1-1, qui il calcio di punizione è battuto da Atletico Stella d'Oriente, ma non c'è stato alcun tocco e quindi si riprenderà dal rinvio dal fondo. Quindi stretta, attenzione perché non riesce, torniamo un attimo in linea col pallone proprio per l'Atletico Stella d'Oriente che ribalta la partita ed è 2-1 allora quando siamo al 31esimo minuto. Che chiuderla in qualche modo questo primo tempo cercando di aumentare il passivo, ricordiamo sempre 2-1 per chi ci stesse seguendo oggi. E allora il cross dentro che sfila, non la tocca a nessuno. Pressing sontuoso Catanzaro, il pallone dentro per Cilio che non riesce, poi ancora lui in aria, qui buttato a terra Cilio ed è calcio di rigore. È calcio di rigore. Vediamo se proverà a farsi perdonare nonostante anche l'assist nel primo gol. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Allora Catanzaro va, Catanzaro, rigore mangiato e poi ancora Catanzaro riesce a trasformare proprio Catanzaro, riesce ancora una volta a salvare qui anche l'esultanza da parte dei ragazzi della Fincantieri. Il pallone proprio per Scurato che non ci prova a volo, allora Tantillo ancora vicino alla bandierina, prova ad entrare in aria, il pallone dentro per Scafidi che la piazza, poi la tocca Cilio e poi no, è proprio Scafidi, fa 3-2 quando termina in questo istante il primo tempo. Una Fincantieri infinita ancora una volta con Scafidi, gli uomini in aria a sentire la sua voce. Allora ancora una volta il calcio di punizione affidato proprio a Scafidi che aveva trovato il corridoio giusto proprio per Marco Viviano. Scurato, allora il pallone ancora una volta giocato lì ma non c'è nulla. Poi attenzione perché arriva il gol proprio di Viviano, ha subentrato nel secondo tempo, un gol inaspettato perché era rimasto a terra il suo compagno, ha continuato a giocare e allora calcio di punizione dove attendiamo solo l'arbitro. Arriva il calcio di punizione in mezzo, la palla rimane lì e poi Scriventi la mette dentro, diciamo proprio questo, evitare l'imbarcata. Allora siamo 5-2 proprio Scriventi. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco più eventuale recupero. Qui occhio perché adesso provano a scattare ancora una volta per Scriventi che non riesce a riservire il fucile, torna indietro saggiamente allora da Alessandro che prova a puntare da Alessandro il suo cross di penna, quasi beffa il portiere. Occhio ora col tacco giocato proprio sull'asse Catanzaro Viviano, ancora Catanzaro, troppo morbido il pallone, poi diventa buono per il gol del 6-2, appena entrato subito in gol ancora una volta Emanuele Marsala. Devono prendere spunto da quello che è stato un primo tempo fantastico per provare anche la prossima giornata a cercare la via dei 3 punti e intanto su questo rinvio termina così 6-2 il passivo quest'oggi tra Fincantieri e Atletico Stella d'Oriente, 43 punti.